Le associazioni di base del Veneto vi propongono Oltre i recinti, incontri radiofonici settimanali per costruire insieme un nuovo domani. Oltre i recinti di oggi è dedicato al tema della mobilità delle merci e delle persone. Con Ilario Simonaggio, segretario generale della FILT CGIL del Veneto, vediamo il panorama delle strade e autostrade che sono progettate o in corso di realizzazione in tutto il Veneto. Piano territoriale regionale di coordinamento della Regione Veneto prevede una quantità di nuovi tracciati stradali. Davvero molti, non le sembrano? Sì, sicuramente sì. Quello che manca in questa regione è un assente che è l'urbanistica. Bisognerebbe che avessimo privilegiato per davvero gli assunti e le premesse del piano, che parlano di rispetto dell'ambiente, di rispetto del paesaggio, di conservazione e valorizzazione del Veneto che fu. In realtà quello che noi assistiamo è sempre di più ogni giorno invece ormai a una congeria di dati che guardano sempre a nuove strade e nuove autostrade. Le citiamo solo per completare Valdastico Sud, Valdastico Nord, le tangenziali venete, quindi un nuovo nastro d'asfalto in fianco alle 8 corsie dell'autostrada Brescia-Padova e quindi altre 4 corsie per lato e quindi diventa insomma un'estensione da 250 metri di allargamento sulle tangenziali, la Nogara Mare, la Romea Commerciale, il grande raccordo anulare di Padova, la camionabile che collega Padova a Venezia, tanto per citare i pezzi insomma, di strade e autostrade più famosi, ovviamente seguiti da un'infinità di raccordi, opere minore, bretelle, collegamenti tangenziali di centri urbani che danno l'idea in qualche modo che quello che conta è la rendita fondiaria. Tra l'altro senza lasciare nemmeno liberi i varchi che riguardano queste strade che per loro natura dovrebbero servire a un traffico di media e lunga percorrenza su tratte lunghe, abbastanza lunghe. In realtà quello che noi assistiamo invece si tratta per buona parte di una logica di finanza e di progetto e strade che sono al servizio non delle comunità locali e che puntano poi a un aumento dell'edificato. Idrovia o camionabile? Questo è il dilemma che ci troviamo di fronte in questi mesi qui in Riviera del Brenta. Sembra però che gli amministratori provinciali, regionali, ma anche molti comuni siano in realtà favorevoli a una nuova autostrada, cioè al posto dell'idrovia fare una strada camionabile, la chiamano, che però sarà a pagamento, una corsia per senso di marcia a pagamento. È chiaro che poi il progetto definitivo sarà inevitabilmente un'autostrada a 4 corsie. Un'autostrada a 4 corsie che dovrebbe correre lungo l'argine sud dell'incompleta idrovia e dovrebbe collegare quindi l'interporto di Padova con Porto Marghera. Un'autostrada che non ha alcun senso perché in realtà non c'è una vera esigenza di smaltire traffico. Gli amministratori dicono che questa nuova autostrada, questa camionabile, servirebbe per sgravare la Riviera del Brenta, la Brentana, del traffico pesante. Allora, intanto sulla Brentana il traffico pesante è irrisorio ed è traffico che serve, diciamo, la miriade di centri commerciali, di zone industriali disseminate in tutto il territorio. Ma poi la maggior parte del traffico è traffico privato, quindi di pendolari, di turisti, eccetera. Quindi la questione è questa, casomai bisognerebbe potenziare i servizi pubblici per limitare l'uso dell'auto privata. Chiaramente se costruiamo un'autostrada a sud del Naviglio Brenta che sarà a pagamento, è evidente che le persone continueranno comunque a fare la strada gratuita, quindi la Brentana. Quindi non c'è alcun motivo apparente per cui si va a costruire una nuova autostrada a sud del Naviglio Brenta, praticamente parallela all'A4, quindi passa a nord. Però a ben guardare la motivazione sta proprio nel fatto che la strada è a pagamento, perché in Italia ormai uno dei business che va per la maggiore è proprio quello delle autostrade, cioè pedaggiare le autovie è diventato una rendita che ha una resa appunto del 7-8% annuo e che quindi garantisce un gettito di soldi a chi
gestisce poi queste autovie per 30-40 anni, che ha dell'incredibile. La camionabile va vista in rete con il grande raccordo anulare di Padova e con il sistema delle tangenziali venete, che dovrebbe partire da Vigonza e andare fino a Brescia, e con la Romea commerciale che arriverebbe da sud. Il tutto incentrato sul sistema passante. Sulla questione del pedaggiamento è interessante per esempio notare che la società che gestisce il tratto Padova-Venezia adesso dovrà cedere, ha già ceduto il passante, dovrà cedere anche il tratto Padova-Venezia alla società CAV, che è un mista tra ANAS e Regione, e quindi resterebbe sostanzialmente senza un grosso gettito di denaro e quindi rischierebbe il fallimento. Allora, al posto del tratto Padova-Venezia del passante, l'intenzione è quella di dare alla società GRAP SPA, che comprende anche alcuni elementi che gestiscono la Padova-Venezia attuale, di dare in gestione sia il grande raccordo anulare di Padova sia la camionabile sull'idrovia, e questo garantirebbe loro gli introiti che gli vengono a mancare dalla mancata gestione della Padova-Venezia. La camionabile per questi motivi secondo noi è inutile, ma oltre che essere inutile è altamente impattante sul territorio, soprattutto se è vista in relazione all'altra autostrada che vogliono fare e che sarà parallela all'attuale Romea e che si chiama Nuova Romea o Romea commerciale. Un'autostrada che dovrebbe collegare il passante, quindi la zona di Roncoduro, quindi Mestre, direttamente con Ravenna e poi da Ravenna attraverso l'E45 arrivare a Orta e poi a Civitavecchia. Quindi una delle grandi opere come il Mose, come il ponte sullo stretto, come la TAV. Un'opera dal costo di 10 miliardi di euro, quindi una cifra esorbitante. La questione è questa, che ovviamente un intrico di infrastrutture di questo tipo che tagliano i territori, tagliano i paesi, determina una frammentazione del territorio, determina praticamente che alcune zone del territorio vengono circondate praticamente da queste infrastrutture, e a quel punto quei suoli agricoli perdono di valore da quel punto di vista e diventano appetibili per costruirci questi nuovi grandi insediamenti. L'esempio della camionabile e della Romea commerciale è calzante da questo punto di vista, perché se pensiamo alla Romea commerciale, questa autostrada arriverà direttamente su Roncoduro. A Roncoduro è prevista l'insediamento di Veneto City, un polo del terziario avanzato lo chiamano, ma in realtà una scatola vuota piena di centri commerciali, di poli fieristici, non sanno neanche loro di che cosa stanno parlando, che però avrà un'estensione di circa 1,5 milioni di metri quadrati di terreno. Lungo la camionabile, viceversa, sono previste l'espansione di tutte le zone industriali già presenti, è previsto un nuovo polo logistico proprio in faccia alla laguna di Venezia, e quindi è questo il meccanismo: costruire nuove arterie, allo snodo di queste grosse arterie costruire questi grandi insediamenti che richiamano altro traffico, perché per esempio a Veneto City è previsto un aumento di traffico di 70.000 veicoli al giorno, quindi la necessità di costruire ulteriori infrastrutture viarie in un circolo vizioso che distrugge e schiaccia i paesi, i territori, così come li conosciamo, e però garantisce, grazie alla rendita delle autostrade e grazie alla speculazione immobiliare, grossissime quantità di denaro in tasca agli speculatori. Il GRA è un progetto discontinuo di strade che andrebbero a sovrapporsi all'anello di tangenziali che già distribuisce il traffico attorno a Padova. Il presidente della società GRA, che nel 2001 promuove il progetto, è lo stesso presidente della provincia di Padova, Vittorio Casarini. Nell'agosto 2008 la Regione Veneto dichiara la pubblica utilità dell'opera. Una pubblica utilità che coincide con l'interesse della società GRA di Padova per un'opera che costerà oltre 700 milioni di euro, ricavati applicando un sovrappedaggio alle tariffe in uscita ai caselli padovani. Della società GRA fanno parte il Comune di Padova, le società autostradali e Veneto Strade, che è una società della Regione Veneto. La stessa Regione Veneto dovrà gestire la gara d'appalto europea e giudicare lo studio di impatto ambientale dell'opera.
Già in fase di progettazione, il GRA si presenta inadeguato e incapace di risolvere i nodi cruciali del traffico padovano. La Pedemontana in Valle del Lagno di fatto costituisce una progettazione insostenibile. Tutto quello che chiediamo noi è un tratto di circa 7-8 km che colleghi il luogo di Cereda a Cornedo con il luogo di Canove a Montecchio, risolvibile con pochi investimenti. Vorremmo proporre anche una serie di proposte operative, la creazione di una pianificazione integrata tra i 6 comuni della Valle del Lagno, poiché l'autostrada, se verrà costruita, creerà dei problemi seri, vincolerà aree fino a 2 km attorno ai caselli. Chiediamo strumenti partecipativi più seri e integrati con il territorio, in cui le popolazioni siano chiamate a discutere quali temi: la salute, l'inquinamento, l'ambiente e uno sviluppo più compatibile. Questo ce lo sentiamo di chiederlo direttamente ai 6 sindaci, la promozione di uno strumento di controllo e gestione manageriale della mobilità. La viabilità è una cosa importante, non può essere lasciata a dei compromessi tra forze economiche e forze politiche, ma deve essere supportata da un ente, da un organo, no? Come i consorzi di polizia e di controllo del territorio, per la gestione integrata della mobilità. Il concetto in sintesi è una valle in autostrada e in ferrovia e non un'autostrada nella valle. Io nutro forti dubbi su tutte le opere che sono state prodotte in Veneto. Faccio un esempio: se stiamo andando verso la saturazione della 4 per ciò che riguarda le 3-4 corsie, la domanda è se in realtà la costruzione di un'altra corsia, visto che lì ho già vincolato dei suoli e delle aree, non risolva quel problema lì. Se io penso di rispondere a un bisogno di saturazione di un'autostrada attraverso la costruzione di altre 2 strade che corrono praticamente parallele alla prima, stiamo parlando quindi in questo caso della Pedemontana e nell'altro caso della chiamiamola Nogara Mare, insomma Nogara Mare Adriatico, la domanda è di capire se lì sono io che con la scelta dell'autostrada induco anche dei bisogni e promuovo quindi i bisogni, o se invece c'è un bisogno reale. Il rispetto dell'ambiente, del paesaggio, delle condizioni dell'economia. Dovremmo pensare che anziché spendere i pochi soldi e le risorse che abbiamo in sempre nuove strade, la cui inutilità molte volte è conclamata fin dall'inizio, magari pensare di investire di più in formazione, in ricerca e innovazione tecnologica e scientifica.